Salve a tutti, facciamo ora lo studio di una funzione razionale fratta con grado del numeratore uguale al grado del denominatore e facciamo lo studio completo come per una funzione qualsiasi e non come ho fatto in altri video, lo studio un po' semplificato che si può fare per le funzioni razionali. Allora, prima cosa vediamo il dominio. Dobbiamo vedere dove si annulla il denominatore. X al quadrato meno 1 uguale a 0, allora x al quadrato è 1, x è 1 o meno 1. In quei due punti si annulla il denominatore, bisogna toglierli. Allora il dominio sono tutti i numeri reali, tolto l'insieme dei numeri meno 1 e 1. Poi c'è un punto che non tutti fanno nello studio di funzione, cercare le simmetrie, se la funzione è pari o dispari. Comunque vediamo velocemente, si calcola comunque f in meno x, al posto di x metto meno x, e in questo caso vediamo che trovo sempre la stessa f di x. F di meno x uguale a f di x, la funzione è pari, significa che il grafico è simmetrico rispetto all'asse y, allora potrei solo studiare per x positivi e poi riflettere tutta l'altra parte. Comunque adesso lasciamo stare e facciamo comunque lo studio su tutto l'asse. Allora, poi bisogna vedere le intersezioni con gli assi. Si calcola f di 0, sempre se 0 sta nel dominio, qui in questo caso sì. Mettiamo qui al posto di x mettiamo 0, troviamo 4. Questa è l'intersezione con l'asse y, l'intersezione con l'asse x troviamo gli zeri della funzione. Questa frazione è 0 quando il numeratore è 0, x al quadrato meno 4 uguale a 0, x al quadrato è 4, allora x è meno 2 o 2. Questi sono gli zeri della funzione. E adesso vediamo il segno della funzione. Mettiamo il numeratore, il denominatore e qui f di x. Allora, sia il numeratore che il denominatore sono parabole rivolte verso l'alto, perché il coefficiente x al quadrato è positivo, qui è 1, 1x al quadrato, 1x al quadrato, comunque è positivo, allora parabola rivolta verso l'alto. Questi sono gli zeri, allora qui più, meno, meno, più. Stessa cosa per l'altro, solo che gli zeri sono questi. Poi con la regola dei segni si trova i segni in tutti gli intervalli e notiamo ancora che appunto indichiamo che dove non è definita la funzione, in quei punti meno 1 e 1 abbiamo trovato prima, indichiamo che non è definita e invece la funzione vale 0 in meno 2 e 2, quelli sono gli zeri della funzione. Ok, poi andiamo avanti, dobbiamo cercare gli asintoti. Prima gli asintoti verticali, ci aspettiamo degli asintoti verticali nei punti dove si annulla il denominatore, quindi meno 1 e 1, e allora calcoliamo il limite per x che va a meno 1 della nostra funzione. Se mettiamo entro i valori troviamo meno 3 fratto 0, questa cosa va a infinito, allora sì, ok, quando x va a meno 1 la funzione va a infinito, allora quello è un asintoto verticale, x uguale a meno 1. Stessa cosa quando x va a 1, succede esattamente lo stesso, abbiamo l'altro asintoto verticale x uguale a 1. Poi cerchiamo asintoti orizzontali, allora guardiamo il limite per x che va a infinito della nostra funzione. Cioè per asintoti orizzontali vediamo quando x è infinito i valori della funzione verso cosa tendono. Allora, per le funzioni razionali come si fa, insomma, qual è il metodo in questo caso? Si raccoglie il termine di grado massimo, anche col suo coefficiente, in questo caso il coefficiente 1 non si vede, ma insomma anche se ci fosse un coefficiente si raccoglie il termine grado massimo e si scrive in parentesi cosa rimane. Qui avremo sempre un 1 facendo così e avremo qui sempre 1 più termini che hanno x al denominatore. Quando x va a infinito questi termini vanno a 0 e quindi abbiamo sempre un 1, allora queste parentesi tenderanno sempre a 1 e comunque qui fuori dalle parentesi qui x al quadrato si semplifica con x al quadrato. Se avessimo avuto 2x al quadrato e qui x al quadrato ci sarebbe rimasto un 2, comunque vabbè, si semplifica tutto, questo tende a 1, va tutto a 1 e quindi quando x va a infinito i valori della funzione tendono a 1, allora y uguale a 1 è l'equazione dell'asintoto orizzontale. Poi calcoliamo la derivata, questa è una frazione, allora facciamo con la regola per la derivata delle frazioni, derivata del numeratore 2i, che è 2x, per il denominatore, meno numeratore, per la derivata del denominatore che è 2x, fratto denominatore al quadrato.
qui non andiamo a risolvere il quattro binomio, poi vediamo anche, non ha senso, non serve. Allora, qui andiamo a fare tutte le moltiplicazioni, vediamo che vanno via 2x alla terza, meno 2x alla terza, qua andiamo ancora a sommare e troviamo questa è l'espressione della derivata prima. Adesso cerchiamo i punti di massimo e di minimo, allora vediamo quando la derivata vale 0. Questa è una frazione, vale 0 quando il numeratore è 0, allora se x uguale a 0, x uguale a 0. Il punto, questo è il punto, adesso poi cerchiamo di capire se un massimo, minimo, una sella o niente di tutto questo. Allora, facciamo lo studio del segno della derivata. Mettiamo qui 6x che è il numeratore, qui mettiamo il denominatore, qua derivata prima. Allora, 6x è una retta crescente perché 6 è positivo, è il coefficiente di x. E allora prima del punto dove si annulla è negativo e poi positivo, no? Una retta crescente. Questo non importa se è positivo o negativo x al quadrato meno 1, poi metto tutto al quadrato, quindi è sempre positivo. Lo metto lo stesso più che altro per stare attenti al fatto di in quali punti si annulla questa espressione. Si annulla in meno 1 e 1. Perché poi infatti nella nostra derivata meno 1 e 1 andiamo a indicare che lì non è definita, in quei punti si annulla il denominatore. E la derivata prima vale 0 per x uguale a 0, poi usiamo la regola dei segni, troviamo dove è positiva, dove è negativa, qua la funzione decresce, cresce, e vediamo che qui allora abbiamo un minimo. Qua notiamo che qui la derivata non è definita, neanche qui e comunque qui avevamo gli asintoti verticali prima già, qua il grafico è spezzato in questo punto anche qua. Comunque questo è un punto di minimo, calcoliamoci tutte e due le coordinate del punto, questa era 0, calcoliamo f di 0, ok, in questo caso avevamo già calcolato f di 0, ma in generale si calcola quanto vale la funzione, non la derivata, in questo punto, per avere proprio il punto di minimo. Vabbè, e qua f di 0 è 4, 0, 4 è il punto di minimo. Poi calcoliamo la derivata seconda, prendendo appunto questa espressione della derivata prima, sempre come frazione. Derivata il numeratore 6 per il denominatore meno numeratore per la derivata del denominatore. Come si fa? Qui abbiamo una funzione composta, un polinomio al quadrato. Allora la derivata di esempio t al quadrato è 2t, allora 2t alla prima diciamo 2, poi qua cala di 1 il grado, quindi alla prima, per ancora la derivata di ciò che sta dentro la parentesi, che sarebbe 2x. Tutto fratto denominatore al quadrato, quindi questo invece è già al quadrato, diviene alla quarta. Adesso non andiamo a moltiplicare tutto qua, perché si può già fare una semplificazione. Vediamo che abbiamo questa espressione x al quadrato meno 1, qui alla seconda, qui alla prima, qui alla quarta. Nel numeratore raccogliamo x al quadrato meno 1, alla prima se volete, insomma comunque raccogliamo x al quadrato meno 1. In questo primo termine, qui x al quadrato meno 1 adesso diventerà alla prima potenza perché abbiamo raccolto qua, e qui invece sparisce perché appunto l'abbiamo raccolto. Qua abbiamo meno 6x per 2x, 4x. E adesso andiamo a semplificare questo con qua la quarta potenza diventa la terza potenza. Poi qui andiamo a fare le moltiplicazioni, sommiamo e troviamo un'espressione per la derivata seconda. Ok, adesso ci interessa per trovare i punti di flesso, vedere dove si annulla la derivata seconda, quindi vediamo dove si annulla il numeratore. Meno 18x al quadrato meno 6 uguale a 0, portiamo 6 dall'altra parte, dividiamo meno 18, troviamo però che x al quadrato è un valore negativo e nessun numero reale al quadrato mi dà un valore negativo, quindi non abbiamo punti di flesso, non ci sono. Adesso scriviamo il segno della derivata seconda per vedere dove è convessa e dove è concava. Qui abbiamo il numeratore, il denominatore e qua la derivata seconda. Allora, il numeratore è una parabola rivolta verso il basso che non ha zeri questa funzione, abbiamo appena visto, non ha zeri, è rivolta verso il basso, allora è sempre negativa. Allora, attenzione qui, x al quadrato meno 1 alla terza.
Adesso sembra complicato, ma non lo è, perché ci basta vedere il segno di x al quadrato meno 1, perché se è positivo, quando mettiamo la terza è ancora positivo, se è negativo, quando mettiamo la terza è ancora negativo. Quindi in pratica qui guardiamo il segno di x al quadrato meno 1, che è una parabola che porta verso l'alto, si annulla meno 1 e 1, allora abbiamo così, più meno più. Poi mettiamo qua i segni, indichiamo anche che la derivata seconda non è definita in meno 1 e 1, e vabbè, abbiamo i segni, quindi qui guardando come punto di vista nella direzione dell'asse y, questa è concava, qui abbiamo un lato che in questo intervallo la funzione è concava, qui è convessa, qui è concava. E adesso finalmente si può disegnare il grafico. Quindi mi sono scritto tutte queste informazioni che abbiamo trovato qui in modo riassuntivo, il segno della funzione, quindi anche gli zeri della funzione, meno 2 e 2, e la derivata prima, qua il minimo, che l'ho messo, 0,4 l'ho messo qua, qui la derivata seconda, ok, e queste sono le equazioni degli asintoti. Allora, quando uno comincia a disegnare, io consiglio di cominciare proprio dagli asintoti. Diciamo qua x uguale a 1, x uguale a meno 1, y uguale a 1 e poi di andare a togliere le parti del piano dove non c'è la funzione. Guardiamo qui, no? Prima di meno 2 la funzione è positiva, allora si toglie la parte negativa, tra meno 2 e meno 1 la funzione è negativa, allora si toglie la parte positiva e si va così avanti. Perché così adesso è abbastanza chiaro come disegnare, allora anche uno dove incomincia, forse è anche più facile incominciare dagli asintoti verticali, allora la funzione non viene da qui perché qui non c'è, viene da qui ovviamente, e qua abbiamo uno zero della funzione. Allora, qua si avvicinerà l'asintoto orizzontale, però uno si chiede, fa così la funzione? No, perché qui avremmo un massimo se facesse così e non abbiamo già trovati tutti, c'è solo quel punto di minimo. Allora si avvicina direttamente all'asintoto. Poi qua, da questa parte, ovviamente la funzione non viene da qui, viene da qui, e però qua abbiamo un minimo. Qua nel disegno è così, qua in alto non si vede bene, uno deve un po' provare prima e vedere come disporre gli assi. Adesso qua non viene proprio benissimo, ma questo è un punto di minimo e qui anche l'asintoto verticale, qui deve fare così e poi si avvicina all'asintoto. Bisognava disegnare insomma per avere più spazio di sopra. Boh, qua comunque avevamo visto che il grafico è simmetrico rispetto all'asse y, comunque va bene, da qua arriviamo a questo 0. Qui stesso discorso, non può fare così perché avremo un altro massimo che non abbiamo trovato. Vabbè, così abbiamo trovato il grafico della nostra funzione. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.